Sono, se volete, venetista, perché io di solito in famiglia parlo anche in veneto, anzi parlo in veneto anche se i miei figli parlano italiano. Io amo l'Italia anche se ha tanti problemi. Amo l'Italia perché è bella, perché ha dei grandi vini, dei grandi artisti, dei grandi musicisti. Ha tanti problemi. Io ho la presunzione di pensare che ce la faremo. Amo confrontarmi, amo capire cosa c'è di bello degli altri, amo mettermi in discussione, amo pensare e ho l'ambizione di pensare di tendere al meglio, ma penso che per tendere al meglio devo anche imparare dagli altri. Quindi ben venga imparare da un siciliano, da un calabrese, da un trentino, ma anche da un polacco, ma anche da un francese. Gli stimoli vengono da fuori. Io ricordo a te, usato, che Venezia era dominante nei mari quando comunicava con gli altri, e Venezia è cresciuta portandosi i mori, i fondaci dei tedeschi, ha tradotto le opere degli arabi, ha pubblicato per prima le opere di matematica proveniente dal mondo arabo, si è arricchita anche facendo saccheggi, ricordatelo, ma si è arricchita crescendo con gli altri. Io sono invece per un'altra ipotesi, io voglio crescere con gli altri. Grazie. La realtà è che sia il privato sia il pubblico nel sistema statuale italiano non funzionano. Anch'io, per rispondere ai miei contendenti, amo l'Italia turisticamente. La amo profondamente e sono convinto che per il bene di tutti i comuni che la compongono e di tutte le regioni che oggi la compongono sia necessaria una responsabilizzazione che sola può venire con la riacquisizione della nostra sovranità di cittadini. E allora capiremo che in realtà, che sia una scelta pubblica, che sia una scelta privata, sicuramente funzionerà meglio se noi ci dimostreremo in linea con quella che è una tendenza dell'umanità verso organizzazioni diverse. Ricordo a loro signori che fanno della retorica patriottarda un uso quasi ridicolo, che in realtà nel dopoguerra c'erano 70 stati indipendenti e che oggi questi stati indipendenti sono più di 200. Sono triplicati in pochi decenni proprio per questa ragione, perché l'altra faccia della globalizzazione è la frammentazione politica che permette di creare dei sistemi politici più rispettosi dei cittadini e che permettano di attuare delle politiche pubbliche e delle politiche private più efficienti. Con l'Italia questo non è possibile. Con il Veneto indipendente è possibile e lo si deve fare. Se non lo volete fare per voi stessi, fatelo per i vostri figli e fatelo per i vostri anziani, che con l'Italia non hanno alcun futuro. Grazie.